Ne parliamo con il responsabile di CKF che è Andrea Fasolo. CKF, lo dico subito, vuol dire, non è una strana sigla, ma è Canoa Kayak Friuli. Buon pomeriggio da Andrea Fasolo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io ho anticipato che la prima domanda quando si parla di canoa e kayak è che lei ci dica la differenza fra questi mezzi che voi così nella vostra associazione unite un po' questi vari tipi di imbarcazioni. Ecco, la differenza fra queste imbarcazioni. Sì, diciamo che il termine canoa designa tutte quelle imbarcazioni in cui l'uomo è rivolto verso prua, ossia per intendersi la parte anteriore dell'imbarcazione. Delle canoe ci sono tre generi principali, tra cui troviamo la canoa polinesiana, che sono quei tipi di canoa che servono per fendere le onde oceaniche, quelle canadesi che sono per acque calme, che per intendersi sono quelle che nell'immaginario vengono associate agli indiani, e dopo quella che usiamo più frequentemente noi, che sono i kayak da mare, che sono i kayak eschimesi, che appunto si differenziano dagli altri tipi di canoa perché sono puntati, diciamo che sono coperti, sì. Sono coperti, sì, da un ponte che li rende praticamente stagni all'acqua durante la navigazione, ecco. Allora, Casoni Aperti, e avete proprio un sito voi su Casoni Aperti. Casoni Aperti cos'è innanzitutto? Beh, diciamo che è l'evento principe della nostra associazione. È giunto alla terza edizione ed si propone appunto di offrire ai nostri turisti, ai nostri ospiti, l'attraversamento di uno dei tratti più belli e suggestivi della laguna di Grado, con partenza da Aquileia, dalla sede della Nauti 7, che è l'associazione nautica settima zona che ci ospita, per attraversare il corso del fiume Natissa, e dopo l'ingresso in laguna e l'attraversamento del canale di San Giuliano si raggiunge il mare aperto a Banco d'Orio. Successivamente sulla via del ritorno ci si ferma in Casone, dove il casone di Giacomino Fonzar sull'idrovia litoranea veneta, dove appunto viene offerto un menù, un banchetto a base di pasta con i gamberi, di salata di folpo, eccetera, vino e poi alla sera si ritorna indietro, insomma. Menù abbastanza interessante a parte. Voi avete tra l'altro anche due itinerari o più itinerari differenziati a seconda delle capacità atletiche e della resistenza di ciascuno? Certo, abbiamo un giro breve che di circa 17 km, che praticamente si ripropone di raggiungere direttamente il Casone senza raggiungimento del mare aperto, e invece il giro più lungo, che ammonta a 24 km, che appunto prevede appunto il raggiungimento del Banco d'Orio con sosta sulle dune sabbiose del Banco d'Orio, insomma. La sosta è una sosta, diciamo, sufficiente poi per una nuotata, oppure sì, per un momento ricreativo dove chi vuole appunto può scendere a nuotare, può vedere anche appunto apprezzare la natura di queste dune sabbiose litoranee, oppure appunto può eseguire degli esercizi in acqua, insomma, come preferisce, insomma, ecco. Le faccio una domanda, io ho notato una cosa, chi le parla ha un piccolissimo canottino di gomma, ma quando si è in acqua alta si rovescia, non si riesce a salire. Io ci ho provato, bisogna essere in acque basse per risalire anche in una canoa, è un problema risalirci se si cade, dovesse, a parte che credo sia difficile cadere in acqua da una canoa perché ci si è infilati dentro, però ho notato questo problema. Diciamo che in caso di emergenza, in caso di ribaltamento, c'è una manovra che un buon kayaker deve saper eseguire, che è l'Eschimo, che praticamente prevede una leva sull'acqua con la quale si riesce poi a raddrizzare. Un colpo deciso, insomma. Un colpo deciso, sì, che è una manovra che si acquisisce con esperienza e dopo aver frequentato dei corsi, insomma, adeguati, ecco. Chi vuole partecipare a questi, innanzitutto diamo un recapito, innanzitutto da internet, perché c'è un sito molto facile da raggiungere che, se non sbaglio, è www.casoniaperti.com, giusto? Sì, per il nostro evento prossimo, quello del 6 settembre di domenica, è questo, mentre quello della nostra associazione è www.canoafriuli.com. Comunque si può partecipare anche, avete anche dei posti in barca per chi non ha la canoa, per chi volesse avvicinarsi a questo vostro sport? Sì, certo, abbiamo dei posti in barca su una tipica vatela gradese, con i quali appunto possiamo traghettare alcune persone che vogliono visitare il Casone o comunque che vogliono avvicinarsi allo sport da un punto di vista solo per vedere come si può attraversare una laguna in sicurezza come un gruppo di amici, insomma.
Per chi non avesse internet, possiamo dare un recapito per chi volesse sapere, prenotare qualche posto sul barcone o avere altre informazioni. Abbiamo anche un contatto che non sia internettaro, se mi passa il termine. Sì, io ho un indirizzo mail che è info@, sì, cioè non internetaro, sino un numero di telefono. Non volevamo. Sì, ho un numero di telefono del nostro presidente, insomma, sì, che lo posso lasciare. Se lui è d'accordo ce lo lasci, sì. Sì, è quello che rilascia abitualmente. Bene. 340 sì, 54 67 279. Lo rileggiamo: 340 54 67 279. Ecco, voi raccomandate anche tra l'altro per chi invece si collegasse a internet per le eventuali novità, di restare sintonizzati, nel senso che l'annuncio può venire aggiornato anche a seconda delle condizioni del tempo. Sì, le condizioni meteo permettendo, certamente, perché qualora ci fossero proprio condizioni assolutamente avverse, potremmo rimandare di una settimana il nostro evento, ecco. Va bene, grazie Andrea Fasolo del direttivo Kayak Friuli, detto anche CKF, grazie. Benissimo, grazie a voi, arrivederci.